Una categoria G chiude la serata del Savio, confronto sul miglio. Sono in 9 al via dopo il ritiro di Vera degli Olivi, lo schieramento 1 Universo Buio, 2 Today Winner Font, 3 Tabata e K, 4 Rullo del Nord, 6 Nero su Bianco ATC, seconda linea 7 Sinsingi K, 8 Urla del Vento, 9 Penna Bianca Orse, 10 Vincenzina. Rientra Rullo del Nord ed è favorito. Rientra anche Penna Bianca Orso, un anno e passa di assenza. Vediamo intanto la partenza che vede Today Winner Font veloce su Tabata e K che attacca lungo la corda. Anche Universo Buio cerca di rimanere in posizione, si accoda intanto in seconda posizione Tabata e K, mentre all'esterno avanza Rullo del Nord. Rullo del Nord si porta con decisione su Today Winner Font, attacca dopo 300 metri di gara, si avvantaggia su Today Winner che non si oppone e va a condurre. Dunque leader rientrante allievo di Maisto che completa il quarto iniziale in 29,6. Sulle sue tracce Today Winner Font e Tabata e K, all'esterno invece Penna Bianca Orsa, altro rientrante. Alla corda Universo Buio, via via tutti gli altri. Enrico Antonio Maisto in vantaggio dunque al passaggio davanti alle tribune con il suo Rullo del Nord, seconda posizione per Today Winner Font, poi Tabata e K, all'esterno Penna Bianca Orse, seguita da Urla del Vento. Alla corda sono invece Universo Buio, Sing Sing GK e Vincenzina. 1 minuto e 2 decimi per Rullo del Nord che continua a guidare, mentre all'esterno si fa luce Penna Bianca Horse, trascinandosi Urla del Vento. Urla del Vento scatta in terza ruota quando siamo a 500 dalla conclusione e cerca l'aggancio con Rullo del Nord, 400 alla conclusione, Rullo del Nord in vantaggio, ci prova comunque Urla del Vento che attacca con decisione, ha spostato anche Universo Buio dalla corda e va su Penna Bianca Horse, insiste Urla del Vento su Rullo del Nord che si difende, ma Urla del Vento guadagna terreno, ultimi 120 metri di gara con Urla del Vento che attacca con decisione, Rullo del Nord che prova a difendersi, ma Urla del Vento passa nel finale per vincere agevolmente su Rullo del Nord. Per il terzo finiscono in linea Universo Buio e Tabata e K. 1:14,8 il ragguaglio conclusivo per Urla del Vento che ritorna così alla vittoria. Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata l'improvvisa molto bene e nel finale dilaga su Rullo del Nord che probabilmente sente anche la mancanza dalle competizioni da febbraio e deve accontentarsi, ma fa un bel numero comunque Urla del Vento che vince anche con un notevole riferimento cronometrico. VP dell'Annunziata dunque assegno il secondo posto per Rullo del Nord, mentre per il terzo andiamo a rivedere Universo Buio e Tabata e K molto vicini sul palo. Eccoli, è davvero difficile decifrare l'arrivo per il terzo posto con il numero 1 Universo Buio e il numero 3 Tabata e K praticamente sulla stessa linea, foto strettissima. È tutto per questa serata, l'appuntamento è per martedì prossimo.